Ciao Mario, innanzitutto, prima cosa che ti voglio chiedere, come stai a livello fisico, insomma? A livello fisico io sto benissimo, adesso ho fatto l'allenamento le ultime 3 settimane, 4 settimane. Mi sento bene, tutto bene, non ho dolore, penso che anche sono pronto per 90 minuti, giocare ogni partita. Sì, mi sento bene. Ecco, nell'ultima gara c'è stata sicuramente una buona prestazione, anzi più che buona da parte del Venezia, però non siete riusciti a portare a casa i 3 punti. A freddo come l'analizzeresti? Penso che con la palla abbiamo fatto una partita bene dopo i primi 15 minuti. I primi 15 minuti abbiamo fatto un po'. Non siamo arrivati pronto come le partite prima. Dopo con la palla abbiamo giocato bene. Penso che forse manca un po' l'ultimo terzo del campo dove dobbiamo migliorare, anche miglioriamo in allenamento. Difensivo anche penso che noi abbiamo fatto anche lì un bel lavoro perché loro hanno buttato solo palle lunghe e giocato un tipo di kick and rush. Alla fine sì, abbiamo preso un gol e giochiamo 1-1 in una partita dove dopo abbiamo sentito come che abbiamo perso. Questo è un segnale che anche la squadra voleva di più, questo è bene. E quel di più, l'ho detto anche il mister Stroppa e hai accennato anche tu, sicuramente è il gol. Sì, sicuramente i gol, anche il mio lavoro è non prendere i gol, anche lì dobbiamo alzare il livello. Io penso anche che le ultime partite non abbiamo preso gol, penso che 3 partite con il clean sheet va bene così, ma il gol che abbiamo preso è troppo semplice. Succede, ma dobbiamo parlare dopo per non avere queste situazioni e non prendere gol così, perché abbiamo fatto una partita non benissima, ma abbiamo meritato le 3 punti. Ciao Mario, volevo chiederti, tu sei fermato alla fine, penso alla fine dello scorso campionato, poi hai avuto altri problemi durante quest'estate. Posso dirti cosa è che ti aveva bloccato, che problemi di tempo? Sì, è un po' diverso. L'ultima stagione ho avuto un po' di problemi con l'anca. Abbiamo sistemato bene adesso. Adesso in estate, in pre-season, ho avuto un problemino con il ginocchio, con il tendine. Anche questo non sento adesso, tutto è bene e ci sono adesso. Senti, quanto brutto è rimanere fuori e guardare i compagni? Bruttissimo, specialmente anche l'ultimo anno quando io ho sentito che io posso giocare a aiutare la squadra e non ci sono pronto, anche perché ho avuto 2 volte un problemino, ho rientrato dopo 2 settimane ancora fuori e sì, per la testa è brutto. Sentimi, hai ritrovato subito la fiducia di Stroppa, sei rientrato tu, il Venezia ha poliziato 3 clean sheet e poi avete preso Empoli. Non è un caso evidentemente, hai dato anche tu quella magari sicurezza anche in termini di esperienza che forse un pochino mancava prima. Sì, adesso sono qua 3 anni, io conosco il calcio italiano un po', conosco la Serie B, ho 27 anni, non sono giovane adesso. Sì, penso che io posso aiutare con l'esperienza, con la qualità con la palla, contro la palla, aiutare la squadra per prendere più punti possibili. Ciao Mario, senti, ti chiedo, l'ho chiesto anche a tuoi colleghi, ai tuoi compagni, come ti trovi con il mister e cosa chiede ai difensori Stroppa? Mi piace perché vogliamo giocare con la palla e fare un gioco dominante. Questo mi piace per come sono io tipo giocatore. Cosa voglio dei difensori? Che noi partecipiamo con la palla, difendiamo alto, difendiamo con uomo contro uomo, che siamo lasciare vedere che siamo forti in ogni duello sul campo. Sì, alla fine partecipare e iniziare il gioco più avanti. Senti, tu sei obiettivamente uno dei punti di forza di questa squadra, però hai un contratto in scadenza, ti piacerebbe continuare? Per adesso io ci sono qua, mi piace essere a Venezia, mi piace il club, mi piace tutto, così io non
penso al prossimo anno il mio obiettivo è che noi andiamo in Serie A e poi vediamo cosa ci succede. Ciao Mario. Ciao. Volevo chiederti, oltre al miglioramento della condizione fisica, quanto è stato importante Mister Stroppa in questo ruolo che stai avendo adesso nelle ultime settimane dove sei tornato titolare in pianta stabile? Okay, Mr. Coach Yeah. is giving you, a lot of. You are very important for him. Is it important to feel that you are very important for him? No, io mi sento importante con questa squadra perché ci sono anche, penso, forse 3-4 giocatori sono più tempo qua di me. Al fine io mi sento come un leader e anche devo essere un leader perché ho esperienza, gioco bene, così devo fare come un leader. Al fine sì, non ci sono solo io, anche sono gli altri che sono qua tanti anni. Questi giocatori sono importanti per la squadra e anche per aiutare il mister alla fine dentro lo spogliatoio, perché in spogliatoio non c'è il mister. Sono noi leader, noi dobbiamo aiutare tutti i giocatori per fare una bella prestazione dentro gli allenamenti e anche dentro la partita. Volevo anche chiederti, prima accennavi il discorso che con l'Empoli meritavate i 3 punti, c'è un po' di rammarico e il Venezia in queste prime giornate in alcune situazioni ha costruito molto, ha prodotto molto, però non è riuscito a concretizzare. In quanto difensore, secondo te, qual è la chiave per trovare il giusto equilibrio tra i pochi gol che comunque avete preso e riuscire a segnare quei gol che servono per fare lo step definitivo di qualità? Difficile, ma anche se vediamo chi ha giocato l'ultima partita è Casas e Adorante, tutti e due i giocatori che sono arrivati adesso in questa stagione. Adesso quante partite abbiamo giocato? 8. Sì, è iniziato, ma non abbiamo fatto tante partite, così ci serve anche un po' di tempo per conoscenza dentro la squadra, sul campo e tutto questo, perché uno è arrivato del Juve Stabia, un altro gioco in Spagna e un altro gioco. Noi facciamo adesso anche quest'anno per tutta la squadra un nuovo gioco come abbiamo fatto l'ultimo anno, è diverso. Così ci serve un po' di tempo e penso che la qualità c'è e alla fine se loro fanno 2 o 3 partite sempre un gol, dopo ammazzano tutti. Grazie. Ultima domanda, vi manca un po' il successo fuori casa? Sentite un po' l'esigenza di fare finalmente un pochino più fuori casa? Siete sempre molto vicino, ma... Sì, per me io non penso a queste statistiche, alla fine io voglio vincere per le partite, se a casa, se fuori casa non me ne frega, ma sì, è una statistica e non è bella, così dobbiamo vincere la partita anche fuori casa e questo proviamo adesso il sabato. Avete l'occasione con la Carrarese, che squadra è la Carrarese? Per come la conosci? Io penso che c'è una partita molto difficile, giochiamo sull'artificiale, stadio piccolo, tutto un po' difficile, così vediamo, penso che loro fanno anche, loro sono basso dopo contro di noi, penso che aspettano e loro sì, troppo basso, così è una partita difficile, ma noi siamo abituati a avere la palla. Penso che se noi facciamo tutto in giusto tempo e veloce, noi troviamo le occasioni.